The Temper Trap, che non è il nome di un allenatore di una squadra di pallone, ma è una delle canzoni più forti in questo periodo, Sweet Disposition, appunto. Abbiamo una telefonata, devo dire, tra le altre cose, anche in un orario abbastanza insolito. Pronto, buongiorno, alla Catalla. Buongiorno. Buongiorno, prende benissimo, mi sente? Pronto, prova. Ma noi siamo lontani, sono Iechino, mi ha riconosciuto. Certo che l'ho riconosciuto, era da tanto. DJ. Bene, da tanto non ci si sentiva. Decorazioni Iechino. Sì, certo, a che cosa devo l'onore della sua chiamata a quest'ora del mattino? Siamo preoccupati, siamo troppo preoccupati. Che è successo? Che è successo? Siamo in Svezia. In Svezia, bello. Siamo stati a pescare a Coraggio. Sì, mi ricordo che Siamo insomma. stato a Caververe, mi ha picchiato un sacco di cose. Abbiamo preso una para di tonnellate di bastoncini Findus. Già pronti, tra Una para l'altro. di tonnellate di filetto di platezza. Esatto, con tanto di Capitan Findus, immagino, sì, Due certo. sofficine, ma non sai che ci c'entrano, due sofficine mi chiamo. No, effettivamente al Un mare. calamaro di 19 anni che canta. No, guardi, vabbè. Cantava cosa? Cioè, Cantava una canzone bestia. una canzone bestia, ecco. Troppo bestia. Vabbè, allora non lo conosciamo Una sicuramente. canzone irlandese, guarda, non lo so che cos'è. No, guardi, non lo so neanche io, si figuri. Preoccupati, Che è successo? Mi dica, che è successo? Subito un piccolo intervento. Mi spiace. Non stiamo potendo raccogliare. Mi spiace. L'importante comunque è che è andato tutto bene, che lui stia Ci riprendendo. mancherebbe. Ecco, questo è solo che aveva importante. tanto punti, aveva più punti la Juventus. Non punti in Champions League. In questo momento Lazio è in Champions League. Ecco, esatto, che non è difficilissimo tra le altre cose. L'unica cosa buona che c'è è che i punti tu non hai scheda. Ho Tu non hai capito. scheda, puoi raccogliere i punti. Sì, esatto. A 200 punti vince un papaiato, una pala, scelta, 500 punti un catetere. Ebbene, poi? Sì, poi c'è Stiamo parlando di paesi evoluti, chiaramente. 5.000 punti, pensi, 5.000 punti, aspetta, stai leggendo, 5.000 punti, c'è una macchina per risonanza magnetica. Fantastico. Cioè, proprio che tu te la porti a casa quando hai così un dolorino o qualcosa, immediatamente fai una risonanza. Esatto. Buono. Interessante. Non so, qua i raggi, le radiografie classiche, non è che fanno come noi, No. li fanno a colori. Fantastico. Meravigliosi, si vedono cose. Bene. Si vede tutto. Cioè, sono delle radiografie proprio come se fossero delle fotografie. Chi sto io figo, dire. Ecco, fantastico. No, come faccio a vedere per telefono? Non c'è manco il videotelefono. No. Qua a cercare siamo col videotelefono. Mi rendo conto, altra civiltà, paese evoluto. Scusa un attimo. Caccio, marottina, bella, poppiti. Ma che fa? Una pammata un poco Ma che ha fatto? Ma l'infermiere, uno picca male, c'è da dare pammata un poco. Ma che dice? Ma paese evoluto fino a un certo punto. Spezia, lei era a Capodolente. Ma scusi, sto pensando di fare provare l'appendice. Ma sta scherzando? Voglio stare qua, magari che non mi ha voluto mai la faccio. Ma la Voglio smetta. stare che dici io hanno recuperato. Ma no. L'infermiera che lo porta a mangiare con due petto, palommino. Ma la smetta, ma cosa sta dicendo? Ma la smetta. I Magari medici sono tutti calamari. Tutti calamari. Ma davvero? E per cui qua le infermiere sono assatanate. Beh, effettivamente. Assatanate, per attaccio, marottina. Ma no, non lo faccia. Vai da mio amico Orazio, mi raccomando che ci porti un succo di frutta. Sì. Alla pera. Alla pera? Va bene, Ma che fa? Di nuovo? Ma dico. Ma ascolti, la smetta, perché qualche infermiera, per esempio, qui della Sicilia, potrebbe sentirsi, insomma. Un momento, scusa, Sandro, potasso Matteo. Ma che dovete fare? Voglio fare rompere una gamma. Ma siete impazziti? Lei sicuramente oggi toccherà la sensibilità di qualcuno, guardi, sono convinto. Ma la vuole smettere? Una statua. Ma la vuole smettere? Una statua della libertà dei sensi. Sta facendo fare la figuraccia, cioè sta facendo fare una figuraccia a tutti noi catanesi, siciliani e italiani in genere. Creda che qua siamo l'impero dei sensi. Ma la smetta, mostri invece un po' di civiltà, la mostri. A Catania ospedale magari sono libero dei sensi, sai? Davvero? Senza infermiere, senza dottore, libero dei sensi. In un altro senso, però. Ho capito. Vuol dire i letti sono una piazza immensa, oggi romani, che ne so, l'infermiera, sai, pensa, capisci, si inficca sotto la cupetta. Ma cosa dice? Ma la smetta. La terapia. Senta. Scusa un attimo, Sandro, potasso per te, lavoro richiando un po' capito il ghiaccio sendero. Ma non lo fa. Ma non lo faccia. Ma manco fosse il militare, non lo faccia. Senta, mi scusi, può informarsi per favore se fanno dei ricoveri lì dove lei per un neo, insomma, che ho sul viso? Scusa,
messaggio, ma viene qua e fa, senti, che fa, recoveri per i nei? Ecco, nei. Non fanno che recoveri per i nei. Vabbè. E qua come minimo si arrumbano una gamba. No. Come minimo. No. Oppure se tagliare che sa ciugneto. No. No. Perché lei non ha visto le infermiere. Lo capisco. Perché lei non ha visto le infermiere. Lo capisco. Non so perché mi immagino anche un po' la situazione, però insomma rompermi un dito. Sai che bello, ora ci sono lisciato tutto, stanno lisciando. Lei sta facendo una descrizione bello. Veramente più che un ospedale mi sembra. Vabbè, lasciamo perdere, insomma. Meraviglioso. Lo capisco. Non è che per caso ha sbagliato, no? Non potranno mangiare, scusa, non potranno mangiare. Mi faccia sapere. Tortellina alla bolognese. Fantastico. No? Poi? Questo che cosa è porchetta? Porchetta. È porchetta che non sei altro. Ma la smetta! No, questo calamaro ce l'ho tutto, Giusto ce l'ho tutto, il calamaro noi non ne vogliamo, noi solo pesce fresco. Ma la vuole smettere? Stava ricreando casi, lo immagino. Allora guardi, facciamo una cosa, entro domani si faccia fare un elenco di patologie che vengono aggredite all'interno di questo nosocomio, di questo ospedale, insomma. No, qual manicomio, ospedale. No, questo nosocomio. Insomma, mi rendo conto. Si faccia fare una lista di tutte le varie patologie, così che vediamo se trova qualche corrispondenza eventualmente. A che ora smonti? Sì, vabbè. A che ora leve mano? Va. Sì, ok, brevi mano. Quando leve mano, quando finisci travaglios. Ok. Finisci travaglios. Ecco. Quando finisci travaglios. Stop, dimentica. Stop dimentica. Che cosa vuol dire? Anche il titolo di una canzone ti fa bella figura. Tiziano Ferro, stop dimentica. Senti, io sogno come ferro, mi stanno dicendo che sogno come ferro. No, non ho detto questo. Ma poi come faccio a saperlo? Ecco. Ma che messaggio? Lei me non lo suggerimenti. Comunque biondina, verso le 6 sei libera? 6 libera. 6. Non so quanto fare niente. Ma perché, scusi? Ma che stai? Scusa, biondino. Mascolo sì. Non lo passo femmina. Forse è un dottore. Ma chi è mascolo? Come ti chiami? Anzi che non mi sta dando conto. Guardi, la saluto, le auguro buon pranzo. Perché chi sta biondina è mascolo. Mi raccomando, si faccia fare l'elenco delle patologie. Mi raccomando. Sì, ok. La saluto. Buon pranzo. Grazie.